Aver visto dei giovani che continuano con la cultura alpina, trasmettono quei valori che appunto fanno parte dell'alpinità e della anche appunto vivere alpino, è una cosa che è molto particolare. Soprattutto quello che piace appunto vedere i giovani che si interessano a questo tipo di sensibilità e che intendono tramandarla. Vedere veramente tanti giovani che guardano avanti con ottimismo e anche ponendosi degli obiettivi a medio e lungo periodo è veramente interessante, e mi auguro che questa cosa possa anche diventare contagiosa, che sempre più giovani possano comunque guardare al proprio impegno civile, amministrativo, politico o anche sociale, facendo propria appunto magari tesori e esperienze fatte da persone più vecchie di loro, ma che comunque hanno un valore che può essere trasmesso. Come Regione Veneto è da anni che ci impegniamo a fare anche cultura alpina nelle scuole, a trasmettere certi valori all'interno di situazioni che appunto non riguardano le forze armate o appunto le associazioni d'arma. Quindi sicuramente i valori alpini, specialmente in Veneto, hanno una valenza e una ricaduta sul territorio che l'ANA dà collaborando assieme ai comuni, a associazioni, a parrocchie, aiutando a chi ne ha bisogno, che assolutamente è pretestuosa a qualsiasi tipo di accusa all'alpinità, e che invece è una cosa che valorizza chi si impegna, chi si avvicina a questo mondo e soprattutto, ripeto, aiuta in tantissimi casi, supplendo anche alla pubblica amministrazione tante realtà che hanno bisogno di braccia, di testa e di anche solidarietà quando serve. Da artigliere da montagna, da appunto iscritto all'ANA, non posso che far altro che appunto far capire anche a chi non è alpino che ci si può avvicinare a questo mondo, si può mettere a disposizione il tempo che può essere appunto magari destinato a questo tipo di attività, e soprattutto, ripeto, la possibilità di fare qualcosa per gli altri.